L'Athletic Club Palermo alza al cielo di Sant'Agata di Militello la Supercoppa di Eccellenza, trofeo Bino Abisso riservata alle formazioni che ogni anno vincono i 2 gironi del massimo torneo regionale. Allo stadio Fresina i nero-rosa guidati da Filippo Raciti, allenatore che continua a collezionare record personali. Sono già 4 infatti le promozioni ottenute dal tecnico catanese e addirittura 5 le coppe messe in bacheca in meno di 10 anni di carriera in panchina. Supera il Milazzo, vincitrice il girone B, e chiude col botto una stagione che rimarrà storica per il club palermitano. Davanti ad una fantastica cornice di pubblico, la sfida che metteva di fronte anche il migliore attacco dei 2 gironi di eccellenza, quello nero-rosa con 72 gol fatti, e la difesa meno battuta, quella mamertina con appena 11 reti subite, si apre con il Milazzo subito a caccia del vantaggio. Ci prova prima la Spada, il cui tentativo acrobatico si spegne alto sulla traversa, poi Antus da fuori col sinistro costringe Romano agli straordinari, e infine Franchina al volo col destro non trova lo specchio della porta. L'Athletic però non sta a guardare e inizia a spingere. Così, dopo la conclusione di Concialdi terminata alta non di molto e il destro di Bongiovanni che spedisce sul palo l'invito da sinistra del solito Concialdi, i nero-rosa passano al minuto 36 quando Micoli raccoglie l'assist scoccato dalla corsia mancina di Concialdi e con un perfetto stacco di testa spiana ai suoi la strada verso la vittoria per l'attaccante argentino, che viola così la porta mamertina dopo 7 gare di fila in cui l'estremo rossoblu Piccioni non subiva gol. Si tratta dell'11ª rete stagionale. La formazione palermitana, 2 giri di lancette più tardi, avrebbe anche la chance per il raddoppio, ma il destro di Bongiovanni sfiora di un soffio la traversa, mentre la botta di Spinola al 40° è disinnescata in angolo da una super parata di Piccioni. Nella ripresa cala il ritmo di gioco, inizia la girandola dei cambi e di azioni se ne vedono poche. Il Milazzo ci prova comunque a rimettere in piedi la sfida. Romano però risponde presente sulla conclusione di Scolaro, mentre il sinistro di Antus si spegne alto sulla traversa. Dall'altra parte l'Athletic tenta invece il colpo del raddoppio, ma la zuccata di Prezzabile non sortisce l'effetto sperato. La gara di fatto finisce qui e anche gli ultimi 9 lunghi minuti di recupero scivolano via senza rilevanti occasioni. Così, al triplice fischio di Di Carlo, la festa è tutta per l'Athletic Palermo, ma il Milazzo esce comunque tra gli applausi dei numerosi tifosi rossoblù.